Temporale delle 17. Allora, Vincenzo Nibali sta dominando il Tour de France, non c'era da aver dubbio, è partito, ha lasciato che si sfogasse sul Tourmalet, poi a Hautacam ha salutato tutti e si è andato a consolidare, come si dice, il suo rapporto con la maglia gialla, salvo sorprese, insomma, domenica ai Champs-Élysées, come diceva qualcuno, trionferà la Grand Boucle. Sta di fatto che la notizia del giorno, signori dello sport, non è questo, ma sapete cosa? Balotelli non è andato in bagno. E questa è la notizia, perché è uscita oggi, battuta di agenzia, insomma, Balotelli non ce la fa andare in bagno ed è la prima notizia del giorno del GR1 Sport. Grande la Rai, grande la Rai. E noi chi la pagherai? Darebbe da dire, solo per fare un po' di gioco di parole. Insomma, Balotelli non è andato in bagno. Cosa consigliare a Balotelli? Ho già avvisato Galliani che gli invierò una fornitura di rogasca, anzi di donut, perché rogasca gelatina ti purga e ti fa tornare in allegria. Ciao!